Crisi di lavoro, figlio che non lavora, difficoltà a trovare appunto un posto, qualcosa di continuativo, e purtroppo non è che siamo così sereni. Disoccupazione, aziende che chiudono e povertà. I veneti si sentono sempre più insicuri. Se per qualità della vita il Veneto si piazza al quarto posto in Italia, per benessere e sicurezza economica percepita la regione scivola al 12°, un dato allarmante che rende ancora più difficile affrontare la crisi di questi ultimi anni. I veneti si sentono sempre più poveri, nonostante la congiuntura economica non sia peggiorata rispetto all'anno precedente. Di sicuro nella regione traino dell'economia della penisola non si era abituati a una situazione di incertezza e precarietà. È la prima volta che nel Veneto si parla di disoccupazione oltre i livelli normali, frizionali di mercato. È la prima volta che nel Veneto ci si confronta con realtà di imprese che devono chiudere perché c'è una forte crisi di liquidità. A pesare sulla percezione dei cittadini anche l'aumento della pressione fiscale e i tempi lunghi della giustizia. Si sentono più insoddisfatte sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti dell'ambiente, quindi della qualità dell'aria e così via, ma anche nei confronti della sicurezza economica e fisica che in questi anni ha accusato un brusco decremento. La ricetta per uscire dall'incertezza sarà quella di valorizzare le manovre del governo e razionalizzare le risorse pubbliche. Tutto il settore pubblico deve invece traguardare ad essere più razionale, ad utilizzare meglio le risorse che ci sono, anche ad accorparsi dove è necessario, perché non è più uno scandalo accorparsi, pur di elevare i servizi alle imprese e ai cittadini e aumentare quindi il benessere del territorio stesso.